Ciao amici, siamo aspettata, come state? Spero tutto bene, benvenuti o bentornati sul canale. Nuovo video quest'oggi, siamo in direzione Happy Glamping Madonia a Polizzi, un posto meraviglioso, vi terremo aggiornati con questo vloghino, festeggeremo anche il compleanno di Martuzza. Happy birthday! E noi ci vediamo lì. Appena giunti a destinazione, questo è il nostro bellissimo alloggio di questa notte, posto meraviglioso immerso nella natura, con un bel po' di alloggi per tutti, poi ve lo faccio vedere per bene, e c'è sempre la compagnia di favolosi animaletti. Oggi abbiamo un bel gattone incinta, Liquirizia. Ciao Liquirizia! Qua ce n'è pure un altro super gattino, si sta riposando, non lo disturbiamo. Adesso vi faccio vedere pure l'interno del nostro alloggio, che è uno degli alloggi più particolari dell'Happy Glamping. Qua c'è Martuzza. Cosa stai guardando? Cosa stai guardando? Sto guardando? Sicilia inaspettata, incredibile. Andiamo a vedere il nostro alloggio per questa notte. Guardate che meraviglia, una yurta in tutto e per tutto, bellissima, con il nostro bel lucernario sul letto. Happy Glamping ovviamente dotato di tutte le comodità, potete venire anche d'inverno perché gli alloggi sono riscaldatissimi, si sta benissimo. E poi fuori c'è il terrazzino per ogni alloggio dove vi potete sollazzare. Bellissimo, Happy Glamping, tanta roba come al solito. Dopo un piccolo riposino andiamo a farci un aperitivo dai ragazzi. Qua è tutto nella nebbia, siamo un po' annebbiati oggi. Io consiglierei e consiglierò a tutti sempre di venire in questo posto per staccare la spina, per rilassarsi in mezzo alla natura. È bellissimo, potete portarci anche i bambini, veniteci con chi volete, posto meraviglioso, devo dire. Confermi? Confermo assolutamente, siamo tornati. Dobbiamo tornare qua almeno una volta all'anno, c'è da venirci per forza. Anche tu. Anche 2-3. Andiamo nella parte operativa dove si mangia, si cucina, lì c'è la reception e da questo lato c'è la parte comune con i tavolini dove ovviamente d'estate si mangia qui e si fa tutto da questo lato. E poi la chicca di questo posto, il fatto di essere in mezzo al boschetto è meravigliosa come cosa, ma la chicca di questo posto è la tinozza finlandese, questa qui che al momento ovviamente è chiusa. Poi ve la prenotate e potete stare qua dentro un'oretta a riscaldarvi con l'acqua a 35 gradi anche d'inverno, e se venite fatela perché è una delle cose più belle da fare. E poi qui si gode del mega panorama dall'Happy Glamping, dove potete ammirare ogni sera tramonti spettacolari su tutta la vallata delle Madonie. Tutto molto molto bello, ripeto, posto super consigliato. The next day. E buongiorno, immersi nella natura, la bellezza. Quanto è bello svegliarsi immersi totalmente nella natura, la pace, c'è un silenzio incredibile, tanto parlo piano pure per non disturbare gli altri ospiti. Qui sotto tra l'altro c'è un fiume e si può arrivare, se non ricordo male, andandosene un po' così all'avventura. La cosa bella dell'Happy Glamping è che in ogni albero hanno scritto le targhette con il tipo di albero. Ad esempio qui ho scoperto molti alberi che non ne sapevo l'esistenza praticamente. Bello, tutto molto bello. Vedete anche nelle piante qua a terra, nelle aiuole, melograno. E qui se volete vi portate la vostra carne, le griglie sono già tutte qui, e arrostite con gli amici, insomma con la famiglia, potete fare il barbecue tranquillamente.
Amici, ci siamo aspettati dopo questa bellissima giornata di benessere e relax all'Happy Glamping Madonia a Polizzi Generosa, i ragazzi dell'Happy Glamping Enzo e Simona, che saluto tantissimo e ringrazio un sacco per l'ospitalità e per questo prezioso consiglio, ci hanno detto di andare a fare un giro in paese, appunto a Polizzi Generosa, insieme al signor Di Stefano, un signore in pensione che è praticamente un'istituzione vivente del paese di Polizzi. Il signor Di Stefano è un'unione, una fusione tra un Piero Angela e un Alberto Angela di Polizzi Generosa, ci ha fatto scoprire delle cose incredibili, delle cose allucinanti, quindi questa seconda parte non ve la perdete perché scoprirete delle cose incredibili del paese di Polizzi Generosa. Vi dico solo che c'è una Madonna vestita da Dolce & Gabbana. Noi ci vediamo alla fine del video, buon proseguimento dei video, a dopo. Quella cappella nel 1613 ha ricevuto un lascito da parte di una nobildonna napoletana, Elisabetta La Farina Farfaria, di 18.000 scudi. Che erano soldi però. Erano soldi, ed erano i soldi della sua dote, perché grazie alle leggine delle città demaniali la Farfaglia è riuscita a farsi restituire la dote matrimoniale dal marito. Addirittura. 1613. Ed era però una donna molto preparata, perché ha lasciato il testamento dove specifica come deve essere amministrata la sua dote. Ah, quindi la Un signora testamento che è un'opera d'arte, perché la sua dote deve essere amministrata da 2 procuratori che devono essere ricchi e di nobile famiglia. e non scappati le case. La dote deve essere depositata alla Cassa dei Pegni perché frutti. Con gli interessi si deve fare la festa annuale al santo Bellissimo sta cosa. e con 10 onze degli interessi, questa è la parte più, fare la dote matrimoniale a una ragazza orfana che viene estratta dall'orfanotrofio femminile nel giorno della festa. E se la ragazza non si sposa subito, la somma va ridepositata alla Cassa dei Pegni a nome della ragazza, perché ormai la dote È sua. fino al suo matrimonio o alla sua entrata in monastero. Bellissimo. Ma questo testamento cioè, esiste ancora? Sì, il testamento esiste ancora. Incredibile questa Fatto storia. nel 1600. Cioè, ma avanti anni luce questa signora. Nella terza formella c'è il miracolo che ha fatto in Chiesa Madre, quando il mercoledì santo, salendo sul pulpito per predicare la Quaresima, annunzia la sua morte, dicendo: questa è la mia ultima predica. Se non mi sentirete più parlare, difatti poi muore il sabato santo. Dice alle rondini che erano sui davanzali che cinguettavano, perché aprile già eravamo a primavera, di zittirsi dal canto perché disturbavano l'omelia. Io la voce è bassa, voi cantate. Non si sente niente. E dice ai poliziani: io vi ho protetto da vivo, continuerò a proteggervi dall'aldilà. È diventato il padrono poi Tant'è che poi in Chiesa Madre abbiamo una lapide scritta in greco e latino che ricorda il terremoto del 1693. Polizzi in quell'occasione non ha ricevuto danni dal terremoto e i nostri antenati, sia i greco-bizantini sia i latini, hanno scritto questa lapide in greco e latino accettando la protezione di San Gandolfo. Che mettere le 2 chiese d'accordo è un'opera eccezionale. bellissimo questo stadio. È di Pietro Bencivilli, un artista polizzano, è il legno scolpito ricoperto di foglie d'oro. È tutto di legno quindi. Sì. E la cosa più eclatante è che da dove cominciano le statue in alto non è appoggiata al muro, è autoportante. Sta in piedi da solo. Ah, non è, è vero, non è appoggiato al muro. Sta in piedi da solo. Ed è di che anno è questa cosa? 1675. Papà faceva parte di questa confraternita. Lui di diritto fa parte della confraternita, anche se non è iscritto. Ok.
e ha regalato il vestito all'addolorata. Che presumo sia ricamato d'oro questo È vestito. tutto oro. Bellissimo. Ma in che anni gli hanno donato? Una quindicina d'anni fa. Ah, Meraviglioso. E non è solo il manto, che c'è il vestito sotto ricamato. no, vabbè, bellissimo. È ricamato anche in alto sul corpetto. Sì, si vede. Bellissimo. È lavorato in filigrana, Swarovski e piede nere. C'è un piccolo capitale. Un piccolo. Sotto sono... E qui sotto il vestito, che è il pulvino che tiene l'addolorata in alto, Ed è tutto ricamato. tutto ricamato. Questo non si vede mai. Certo, perché c'è. Che meraviglia. Questo è quello che ha fatto il papà. Ah, questo è quello che ha fatto il padre. Il padre. Ed era messo prima di questo Sì, qua. quando lui è andato a studiare a Milano, il padre ha fatto questo da un mantello all'addolorata. Mamma che meraviglia. È una meraviglia. È meraviglioso. Eh sì, però sono tutte e due E se bellissime. lo guardi dal retro, Sono diversi. è ricamata. Lavori pazzeschi. Lavori di Perché grande. cucire tutte queste perline, tutti questi tubicini ad uno, Diciamo che è quasi follia. e qui quando è arrivato il vestito per la prima volta, la Madonna non ha un corpo rigido sotto, aveva una struttura in paglia. Sotto il peso dell'abito si è seduta. Ah, certo, perché non era tutta una statua. No. Cioè non era tutta. C'era la paglia che la manteneva. Allora hanno fatto fare una struttura metallica sotto che tiene il busto e permette oggi alla Madonna di oscillare mentre va in Certo. processione. Non ha un valore questa Se cosa. vogliamo fare, c'è stato un dire che voleva fare il calcolo. Ha misurato una fogliolina di questa e gli ha dato un valore di circa 100 euro. Ogni fogliolina. Ogni fogliolina, sono 9 foglie più la pietra centrale in ogni fiore. Già su 1.000 euro a fiore. Sono praticamente. 1000 euro. Ce n'è 12 in ogni colonna, 43 in ogni candeliere, 22 su ogni lato che poi diventano più grandi perché questa è quella piccola Esatto. da 1.000 euro, questa diventa da 2.000. Ci danno La parte sotto, c'ha quasi 1 milione di euro. sono tutti i piedi, mentre in quello del Leonardo non si vedono perché c'è la porta sotto. La tovaglia non è una tovaglia di lino, è una tovaglia damascata. Si vedono le pieghe di come è stata tolta dal cassetto e messa sulla tavola all'ultimo minuto, non è stirata. Ci sono i frutti siciliani sulla tavola, perché nel primo pane c'è la nespola invernale, quella marrone, poi c'è la pera, la mela, fichi d'India, le ciliegie, boccali e bicchieri sono in vetro, non sono in terracotta, i nodi agli angoli della tovaglia sono tipici siciliani. Quando le tovaglie erano lunghe e toccavano a terra, si faceva il nodo all'angolo per accocciarle. E poi c'è la chicca più bella. Noi diciamo in Sicilia che buttare il sale porta male. Se voi guardate il quarto personaggio, quello con il vestito rosso, sotto il gomito ha fatto cadere la saliera. Poverino Giuda, più disgraziato da così. Non poteva essere meschino. Amici, si è aspettata, grazie mille per aver visto il video fino a qui, sperando che vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale qua sotto, non ve lo dimenticate, tanto è gratis. Vi ricordo che a breve usciranno un sacco di altri video e un sacco di altri posti bellissimi della Sicilia da scoprire. Ringrazio da morire Enzo e Simona dell'Epic Glamping Madonia a Polizzi. Vi lascio qua sotto tutte le informazioni e tutti i contatti dove potete contattarli per andare a vivere una notte o delle giornate intere all'Epic Glamping Madonia.
Madonie. Ringrazio anche il signor Di Stefano, che è stata una scoperta incredibile di Polizzi Generosa. Quindi se volete e se avete la possibilità, andate a Polizzi Generosa, andate all'Epic Glamping, perché non ve ne pentirete. Noi ci vediamo al prossimo video, tante cose belle, ciao!